Oltre ai due infermieri, con l'iscrizione al registro degli indagati per omicidio preterintenzionale in concorso dello psichiatra che ha accolto in reparto Bruno Modenese la notte del 16 settembre, salgono a 3 le persone che potrebbero essere responsabili della sua morte. Il fatto che ci sia un terzo indagato in questa vicenda, che è un medico psichiatra dell'ospedale civile di Venezia, sta a significare che la procura veneziana intende eseguire un'indagine a tutto tondo, a 360 gradi, per scoprire la verità e a fini di giustizia come normalmente dovrebbe essere. Arrivato al pronto soccorso dell'ospedale civile di sua iniziativa perché da giorni non stava bene, il 45enne era poi stato accompagnato in stato di agitazione in reparto, dove secondo una prima ricostruzione sarebbe andato in escandescenze, forse alla vista di un ago di cui aveva paura, e per placarlo potrebbero aver usato la violenza che poi l'ha portato alla morte. Ma solo l'autopsia, il 5 ottobre, potrà stabilire con certezza cosa sia accaduto. I prossimi congiunti del povero Bruno Modenese hanno accolto positivamente questa notizia. I loro difensori, e quindi il sottoscritto, unitamente all'avvocato Alberini, all'avvocato De Biasi e all'avvocato Vianello, hanno cercato di spiegare loro che bisognerà comunque attendere i risultati degli accertamenti tecnici non ripetibili in corso, a garanzia di tutti i soggetti che sono coinvolti in questo procedimento e quindi a garanzia anche degli indagati e dei prossimi congiunti. I consulenti medico-legali dovranno stabilire quale sia stata la causa del decesso di Modenese, se riconducibile a condotte violente o se siano intervenuti fattori esogeni anche di ordine chimico, tossicologico o di altra natura.